Stop alle consegne notturne da Alibaba in via Bissola Mestre dopo la violenta rapina al Raid delle Pizze subita sabato scorso dopo le 22:30, quando tre banditi mascherati con cappuccia e armati di coltello e bastone, due dei quali dalla pelle chiara con il terzo pare di nazionalità africana, hanno rapinato il rider delle pizze dell'incasso della serata, 400 euro scarsi. Lui ancora ha paura e adesso non facciamo più la consegna a domicilio dopo alle 10, però paura sempre c'è queste cose perché è importante la salute e la vita. È lo stesso Hussain, il rider delle pizze di nazionalità pakistana di 34 anni, ancora sotto shock, che in mattinata ha presentato denuncia dell'accaduto in questura a Venezia a raccontare la violenta aggressione subita al quartiere Pertini a Mestre mentre consegnava le pizze a domicilio. Tre persone, una persona con cartello, una persona con bastone. Dove ti hanno puntato il coltello? Questo, Sulla pancia. sì. Cartello 20-30 centimetri lungo. E uno ti ha puntato il coltello e un altro invece Sì, una bastone, sul collo. sì. La decisione di sospendere le consegne dopo le 22, una rinuncia forzata che riflette il clima di paura crescente tra i lavoratori e l'esercente del quartiere Bissuola. Ad ottobre scorso un'altra rapina con lo stesso modus operandi. Perché è successo 3-4 mesi fa un'altra serie, ho sentito, e anche con noi lo stesso posto e le stesse cose è successo. Quindi è una banda che agisce. Secondo me di sì c'è una squadra che fa queste cose.